Alle eccellenze della sanità veneta, il professor Gino Gerosa, direttore del Centro Gallucci di Padova, è stato nominato presidente dei cardiochirurghi italiani. Con lui abbiamo parlato della nuova frontiera della cardiochirurgia, il cuore bionico, un cuore totalmente artificiale, già brevettato dallo stesso cardiochirurgo. Un progetto che però adesso attende di trovare finanziatori e allora si pensa a una partnership pubblico-privata. Sara Barovier. Il suo aspetto è ancora top secret. Sappiamo che è leggero, piccolo, silenzioso, ricaricabile, permanente. Un gioiello che potrà salvare milioni di vite. È il cuore bionico, inventato e brevettato dal direttore del Centro Gallucci di Padova Gino Gerosa e dal suo team, dopo 30 anni di ricerche. È un cuore artificiale in cui abbiamo cercato di migliorare la biocompatibilità, utilizzando le tecnologie messe a punto dal laboratorio di medicina rigenerativa, appunto per ottimizzare quella che è la biocompatibilità di un cuore artificiale totale. Gino Gerosa è un cardiochirurgo di fama mondiale. Detiene il record dei trapianti cardiaci in Italia. Fu il primo a impiantare il Cardio West e ora col cuore bionico ha vinto una nuova sfida. Abbiamo brevettato l'attuatore, che è il cuore del cuore artificiale. Naturalmente dobbiamo mettere a punto tutta un'altra serie di componenti del cuore stesso. Che cosa manca? Stiamo sviluppando il motore elettrico miniaturizzato lineare che permetta la propulsione dell'attuatore, poi tutta una serie di sensori che permettono di ottimizzare poi il funzionamento dello stesso. E i vantaggi rispetto a un trapianto di cuore da donatore in morte cerebrale? Allora, non vi è alcun dubbio che il trapianto di cuore resta la miglior risposta terapeutica per i pazienti affetti da insufficienza cardiaca terminale. Purtroppo non ci sono sufficienti cuori per i pazienti che ne hanno bisogno e questo spinge la ricerca a sviluppare delle soluzioni alternative quali un cuore artificiale totale. E adesso l'obiettivo è la produzione in serie, mancano però i finanziamenti per lo sviluppo definitivo del prototipo, soldi raccolti finora 1 milione di euro dalla Fondazione Cariparo, ne servono altri 50, trovarli è fondamentale, il rischio è che l'ennesima invenzione tutta italiana finisca nelle mani di altri paesi disposti a metterci il capitale, Stati Uniti o Cina ad esempio. Probabilmente siamo aperti a poter reperire finanziamenti a livello europeo, a livello internazionale, già accade per altri progetti, quindi non troverei nulla di sorprendente. Da un punto di vista di cittadino italiano preferirei che fosse un progetto totalmente italiano.